oggi la legalizzazione della canapa, della cannabis, è un tema che tiene banco a livello europeo, anzi a livello mondiale. Oggi il Veneto deve e può essere capofila su questo, prima di tutto per l'uso terapeutico, un uso importantissimo perché sappiamo che è un medicinale vero e proprio che riesce a dare risvolti positivi a tantissimi che sono dei problemi dal punto di vista medico. Dall'altra parte dobbiamo anche rompere il diaframma di ipocrisia che si blocca di fronte al proibizionismo anche sull'uso ricreativo. 11 paesi negli Stati Uniti lo hanno fatto, il Canada lo ha fatto, l'Uruguay anche in Europa sta partendo, quindi dobbiamo partire anche su questo. Dall'altra parte tutta la filiera legata alla bioedilizia e alla trasformazione, un territorio agricolo che possiamo rilanciare in maniera importante proprio andando sulla filiera della canapa industriale attraverso dei centri di trasformazione regionali e siamo qui apposta per spingerli. Una pianta che per quasi un secolo ha subito una campagna di demonizzazione e che credo sia giunta l'ora di rivalutare, perché oggi sappiamo che la legalizzazione di questa pianta può portarci a grandissimi benefici economici, sociali e ambientali e soprattutto la valorizzazione di tutti i suoi utilizzi a livello industriale. E quindi ecco, cerchiamo di scalfire quel muro di pregiudizi e di ignoranza che ancora circonda la cannabis attraverso la cultura e quindi è il motivo per cui ho scritto questo libro. Io sono un giornalista e quindi per me le fonti sono fondamentali, motivo per cui ho voluto correlare tutti i contenuti da una bibliografia molto completa e che ognuno può poi eventualmente verificare se tutto ciò che è scritto risulta effettivamente reale, perché secondo me ha dell'incredibile.